Eccoci arrivati a Stefano Zara, esperto di finanza, ben ritrovato qui con noi. Buongiorno. E quando c'è lei noi dobbiamo guardare sempre con grande attenzione agli investimenti e cosa fare, cosa non fare per quel che riguarda i piccoli, ma anche capire dove sta andando il nostro paese, dove sta andando la nostra economia in un periodo abbastanza turbolento e inquietante, perché tante persone ci dicono che sentono questa incertezza. E prima di incominciare le giro una domanda, così non è vero che non leggiamo le vostre mail, le leggiamo. Ritorno del mattone come investimento? Così, a bruciapelo. Dipende, allora se leggiamo un po' di reportistica, cioè quello che pensano quelli bravi sono quelli che si occupano di capire se un business funziona oggi ma funzionerà anche domani, e fanno dei ragionamenti più strutturati di quelli della pancia. Ecco, dovremmo dire che in un paese in cui perdiamo quasi 200.000 abitanti all'anno, residenti all'anno, è un paese in cui le case si possono anche costruire, occorre poi pensare a chi ci vivrà dentro, punto di domanda. Insomma, un paese che demograficamente è quello che perde più abitanti di qualsiasi altro nell'Ocse, non qua. E quindi è un paese in cui l'immobiliare ha un senso se si tratta di riqualificare, ovviamente, no? Visto che abbiamo un patrimonio artistico tra i più, se non il più rilevante, però il più si degno di continua tutela, a costruire, ma il mattone inteso come oggetto di investimento non ha alcun senso, proprio dico che non ha alcun senso, se non pensiamo che cambiare la demografia di un paese sia un fatto legato, un po' come l'interruttore, va allo giro e da domani le cose cambieranno. No, basta leggere i giornali con un po' di apertura, no? Le classi si stanno svuotando, bambini ce ne sono pochi, accogliamo poco, e quello che accogliamo non ci piace, bisogna dirle anche come se leggiamo i giornali. Quindi chi ci vivrà nelle case che costruiamo? Chi ci vivrà nelle case che costruiamo? Però si stanno costruendo e vengono vendute nel frattempo. Perché... Sì, ma abbiamo una percezione molto locale, non è così dappertutto. Il 110 probabilmente ha servito moltissimo a riqualificare il settore delle imprese immobiliari, quelli che si occupano di ristrutturare dell'efficientamento energetico. Queste sono altre dinamiche, altri vettori, ma il settore immobiliare si regge sulla demografia, cioè sulle persone che nelle case ci vanno ad abitare, punto. Tutte le altre considerazioni, vabbè, sono opinioni, ma non sono suffragate da te di fatto. Quindi non è il ritorno del mattone? Il ritorno del mattone, cioè la tanta liquidità e il fatto incontrovertibile che il mattone non ci dice mai quanto vale, lo scopriamo solo quando dobbiamo vendere una casa, se abbiamo fatto un buon affare, un cattivo. Il mattone, la casa, l'appartamento, il capannone non c'ha un display sul quale vedere ogni giorno quanto vale. Non c'è una tensione emotiva come qualsiasi altro la finanza, no? La finanza è una tensione continua, ma io ho perso il 10%, ma se pensi che il mattone il 10% te lo porta via solo quando fai la voltura del rogito, ok? Le spese per fare un passaggio di proprietà. Bisogna tener conto di tanti parametri. Tanti parametri ovviamente, e il mattone non è liquido come qualsiasi investimento finanziario. Ma allora in questo momento di turbolenze, di guerre, che poi bisogna vedere quanto attinenti alla situazione reale, perché non si ha mai il polso reale della situazione. A volte sono anche notizie terroristiche, a volte sono notizie sono terribili, terribili, esatto, terribili, che ingenerano insicurezza, paura, ansia, apprensione. Certo. Cosa possono fare le persone? Chiunque abbia un po' di buonsenso non può che essere terrorizzato dalla notizia. Terrorizzato anche dal fatto che questa notizia sia diventata un intercalare continuo fra uno spot pubblicitario, una vendita di un telegiornale, uno spettacolo di varietà, e ormai abbiamo anche metabolizzato una guerra vicina a casa, no? Una guerra che nella migliore delle ipotesi ha coinvolto le generazioni di giovani di quei paesi. Noi importeremo generazioni che sono da una guerra, che hanno una visione del mondo delle cose e dell'evoluzione del mondo delle cose che impatterà anche sull'economia del nostro continente. Non sono solo i morti purtroppo, ma il fatto che ci siano nazioni coinvolte e non gli anziani di quei paesi, ma le risorse, quindi i giovani uomini, le giovani donne
dai quali dipenderà il futuro di quelle nazioni, quindi in prospettiva anche è una catastrofe, vissuta dai mercati con non poco cinismo come un conflitto locale, un perimetro locale in cui i paesi coinvolti sono una frazione marginale del PIL mondiale, che tutto sommato i problemi legati all'importazione di gas li abbiamo risolti scegliendo altre strade, altri percorsi. Tutto sommato i mercati continuano ad andare. Infatti, e a non occuparsi del conflitto. Infatti, esatto, nel mercato Cina in modo particolare, la Cina confidava nella sua crescita. La Cina ha bisogno che il mondo viva una situazione di pace o di libero guerra. Scambio. E quindi di tranquillità. Sì, o comunque in cui le tensioni geopolitiche non le impediscono di continuare ad essere, anche se il suo impegno e l'impegno della leadership cinese di questi ultimi anni è di far sì che la Cina non sia solo una grande factory per il mondo, un prodottificio, ma sia un mercato interno molto forte, ma per far questo serve molto tempo, e la Cina deve mantenere benessere della sua gente, e per mantenere benessere della sua gente deve continuare a esportare, per far sì che le esportazioni non siano una merce di scambio politico e non diventi una guerra commerciale palese. Ecco, occorre che quantomeno ci sia un accordo fra le potenze più importanti, fra le economie più importanti, no? Per le economie più importanti. Sì. Quindi per il colosso Cina la stabilità dei mercati è importante per il suo benessere. Perché, quindi dà un po' fastidio sostanzialmente quello che sta succedendo, disturba un po' i piani di crescita, perché effettivamente poi la Cina di fatto, a parte il Covid prolungato che hanno avuto, no? Sicuramente sì, ma questo il fatto che abbiano cambiato in maniera anche molto sensibile e percepibile il loro atteggiamento rispetto al Covid, no? Nessuna tolleranza contro il Covid ha un atteggiamento molto europeo, da pandemia a endemia, cioè ce l'abbiamo, continuiamo a vivere normalmente perché non possiamo fare diversamente, insomma. Il lockdown dell'anno scorso, anche dell'anno scorso, e anche di fine anno, diciamo, esatto. Si è risolto con la dichiarazione del governo cinese che comunque ce l'abbiamo, cerchiamo di gestirla, e la tolleranza è diventata una tolleranza molto europea, insomma, continuiamo a fare, hanno riaperto le fabbriche, la supply chain, la catena di approvvigionamento ha continuato a funzionare, anche se comunque nel settore meccanico i tempi di attesa sono comunque mediamente lunghi. Però il lockdown fa più paura, insomma. Ha fatto peggio la guerra? Ha fatto peggio il lockdown. Il lockdown è stato... Appunto, il lockdown la dice molto sul fatto che alla fine viviamo un'economia, come dicono i filosofi, bisogna ascoltare i filosofi, ascoltare i poeti, non gli economisti. È un'economia prettamente digitale, assolutamente digitale. Numeri. Quando mi chiedi se il mercato immobiliare va, no, se non hai una demografia non va bene in Italia, ma va bene negli altri paesi dove c'è demografia, dove le culle sono piene, ecco, dove nascono bambini, così la gente capisce. Esatto. Dove nascono bambini? In Francia, in Olanda, in Danimarca, in Norvegia, dove la media di figli pro capite è 2/3. Come il mercato immobiliare in Inghilterra c'è un intero quartiere nato di Londra che si chiama il quartiere dei pannolini, no? Perché è popolato da coppie che hanno 2 o 3 bambini, un quartiere nuovo. A proposito di Inghilterra, ha avuto un PIL in crescita, ho visto. Però chi è stato in Inghilterra, chi vive in Inghilterra ancora, o soprattutto a Londra, ravvisa mancanza di beni, beni primari, di certi servizi, cioè una situazione non così rosea. Qual è la situazione reale? Da quello che si legge c'è una sorta di, non strisciante, ma diventa sempre più evidente pentimento su Brexit, no? Il fatto è che comunque Brexit ha creato dei problemi poi pratici, che se tu impedisci lo scambio non solo di merci o servizi, ma anche di lavoro, ovvio che ti crei delle strozzature che poi alla fine impattano sul fatto che non c'è gente che si occupi di alcune mansioni. A un certo periodo che non avevano autisti di camion, nessuno che portava in giro le merci. Anche loro hanno un'economia, un'agricoltura soprattutto che molto stagionale, quindi anche lì il fatto che non fai venire le persone a lavorare nei campi ti crea dei problemi, ma questo è accaduto poi su molte altre cose, quindi loro non possono
la finanza aveva già bypassato Brexit, quindi aveva scelto Francoforte per le sedi delle istituzioni principali finanziarie più importanti. Quindi da una parte perdi lì, che era sempre stato il tuo fiore all'occhiello, da una parte perdi anche nella manifattura, perché non fai arrivare lì la manodopera, non riesci a dare continuità al presidio operativo, perché hai dei problemi immensi. Insomma. Quindi stanno vivendo un momento problematico. Ma sì, sì, da quello che leggi sui giornali, da quello che percepisci leggendo i giornali, è un paese in cui la gente ci va ancora molto volentieri a fare le vacanze, gli italiani sono sempre però non hanno creato quelle, tra virgolette, quegli accordi per mantenere i livelli occupazionali degli stranieri, ecco, degli extra United Kingdom che avevano prima, insomma, non riescono a presidiare il loro mercato del lavoro in maniera efficace. E ancora Londra la sede dei magnati internazionali? Beh, allora resta, per non far scappare quelli che hanno i soldi, ovviamente mantenere regimi fiscali agevolati, insomma, diventare un paradiso fiscale era una delle opzioni che era stata sollevata. Sì, però non è diventato un paradiso fiscale. Ma non deve diventare un paradiso fiscale, insomma, diventa una Malta del mare del nord, insomma, non ha molto senso, insomma, non ha molto senso. Però anche nel mondo della meccanica, a Manchester sono acciaierie, cioè la siderurgia e quant'altro, ovviamente stanno soffrendo. Non so se sia nelle loro possibilità riconsiderare quella scelta, ma credo che ci stiano pensando. Non so poi con che meccanismi, perché a suo tempo ci è stata presentata come ineluttabile, e quindi alla fine risulta un momento un po' particolare. È un problema loro, è più che nostro. Ma è un problema, e questo non è banale. Sì. Non è banale. Infatti, no, perché poi in un contesto, ma anche vicino, inserito comunque nell'Europa, è abbastanza. A proposito di Europa, di investimenti di tassi di interesse. Sono saliti, no? L'Euribor a 3 mesi che misura il costo anche dei nostri mutui casa, no? Diciamo prima è passato in poco meno di un anno da un tasso negativo, meno 0,5, al 2,8 di l'altro ieri, insomma. Quindi veramente un volo iperbolico, insomma. Però siamo nel mondo della normalità. Ecco, per 10 anni abbiamo vissuto una bolla di eccezionalità, i tassi negativi non li avevamo mai provati, mai assaggiati. Oggi siamo tornati al mondo che c'era prima, che era un mondo di normalità, in cui il denaro aveva un costo. Quindi adesso è normale, allora? Noi lo vediamo un po' così. Per forza, rispetto a prima, in cui il denaro, non dico che ci veniva regalato, ma era a buon mercato e disponibile, perché comunque le manovre delle banche centrali erano quelle di mantenere alta la liquidità del sistema. Questo dopo Lehman, ricordiamoci Lehman, no? Quindi grande, e dopo la crisi del debito sovrano 2013, mantenere alta la liquidità, soprattutto nei paesi in cui il debito sovrano è un problema, tipo il nostro. Esatto, però alzando i tassi di interesse si mette in gioco la liquidità, si abbassa la liquidità, no? Alzando i tassi di interesse, la liquidità è ancora buona ed elevata. Alzando i tassi di interessi fai sì che sia remunerata la liquidità di depositi. Quindi chi oggi ha dei soldi in conto corrente riesce a percepire un tasso, oppure se hai dei soldi che ha nel conto corrente da un orizzonte di investimento che ha un suo perché, quindi da un anno a 5, a 3, 5, 7, 8 anni, ci sono possibilità che questo, scegliendo dei prodotti tra virgolette sicuri, che non hanno la volatilità delle borse, ecco, per il momento, cioè, anche lì non è vero, cioè, mi trovo a dire delle stupidaggini, nel senso che anche il titolo di Stato ha volatilità. Questa rivoluzione, questo ritorno alla normalità ha creato delle voragini sui titoli di Stato. Vuol dire, chi aveva titoli di Stato, BTP ecco, ha visto sulla propria pelle cosa vuol dire passare da tassi negativi a tassi significativi, perché il rendimento in una fase di rialzo dei tassi fa crollare il prezzo dei tuoi titoli, quindi conto capitale, i titoli di Stato lo scorso anno hanno perso mediamente sulle durate da 5 a 10 e 15 anni tra 7-8% e il 15-20%. Aspetta,
Quindi è vero che ho la cedola più alta adesso, ma mi hanno massacrato prima, sul valore dei titoli lo scorso anno. E i BTP che adesso sono Italia? Il BTP adesso, il BTP Italia, un BTP che nasce per dare un rendimento, o quello che si legge del 2%, e una copertura in caso di aumento dell'inflazione. Quindi è una cosa che ti premierà se l'inflazione continuerà a salire, viceversa si comporterà come tutti gli altri BTP, nel caso contrario in cui l'inflazione rimanga e rimarrà sui livelli attuali per un po', per poi inevitabilmente scendere, perché le manovre delle banche centrali hanno, ovviamente se il denaro costa di più, tu impresa investi meno, il costo del tuo indebitamento, soprattutto nelle imprese che fanno ricerca o nelle imprese tecnologiche dove investire vuol dire indebitarsi con il credito, genera minore propensione ad investire o a fare ricerca. Quindi adesso non vale la pena investire? O è il momento o non è il allora, momento? Per l'investitore privato, per il risparmiatore si creano delle opportunità tra virgolette normali che c'erano prima e sono tornati ad esserci, quindi un buon momento. Poi i mercati finanziari si sono accorti che gli utili delle imprese risentono meno, che le imprese continuano a lavorare e a produrre utili come prima, cioè meglio di quello che ci aspettavano i mercati, esatto, meglio di prima. Sì, infatti, esatto. E quindi i mercati finanziari sono in una fase di forte recupero sicuramente all'inizio anno. Inaspettatamente. Quindi abbiamo visto la Borsa Italia come va? Beh, la Borsa italiana è una borsa che si fa forte dei suoi limiti, nel senso è una borsa molto connotata sui titoli finanziari, no? Per 420 titoli costituiscono il nostro listino e per metà sono titoli finanziari, banche e assicurazioni. E quindi ogni punto di rialzo dei tassi per le banche più importanti costituisce grande marginalità. Quindi un rialzo di questo tipo ha premiato i titoli bancari sicuramente, ma ha premiato anche le imprese industriali. Non ne abbiamo tante nelle listine, sono sempre le solite. Insomma. Sì, sì. Allora bisognerebbe aprire una piccola, e chiudiamo anche una piccola parentesi, che nel corso degli anni, soprattutto in aree molto dinamiche come la nostra, come il nord-est, ormai sono anni che si stanno diffondendo sistemi di finanziamento per le imprese piccole e medie che non sono i soliti debiti bancari, quindi club deal, i fondi di private equity, dove la liquidità viene messa a disposizione delle imprese ma in maniera molto selezionata. Il PIR è un prodotto fatto per tutti, poi ci sono prodotti più che hanno bisogno di maggior consapevolezza perché richiedono all'investitore, cioè richiedono al risparmiatore di diventare investitore, quindi c'è un passaggio successivo, di essere consapevole di quello che fai e di avere un orizzonte temporale più lungo, ma di entrare direttamente con i propri risparmi nel capitale di imprese già ben individuate, dove l'operatore fa il suo lavoro, che è quello di scegliere le imprese e supervisionare questa logica di investimento. L'ultima cosa, gli strumenti di finanziamento delle imprese? Beh, il PNRR sarà, ma sono curioso anch'io di capire quanto impatterà il PNRR, perché ne sentiamo parlare. Che abbia un effetto importante sulle pubbliche amministrazioni è scontato, bisogna capire questa catena di trasmissione in quanto tempo e con che magnitudine trasferirà ricchezze finanziarie importanti, parliamo di oltre 200 miliardi, 180 sono tra virgolette finanziamento puro e altri 50 dobbiamo rimborsarli, ma comunque è un tesoro, non un tesoretto, un vero tesoro da cui può dipendere veramente la crescita dei prossimi 2, 3, 4 anni del nostro paese. Noi siamo visti dagli investitori con un PIL 2024 del 3%. Sì. Quest'anno avremo un PIL poco sopra lo 0,5-0,6 perché ovviamente risentiamo dei cali del 2022, ma poi dovremo ripartire e consolidare la crescita secondo le stime. Insomma. Comunque il 2022 è stato un buon anno, questi sono dei dati ultimi che sono usciti, sì, quindi le prospettive, sperando che la guerra poi... La guerra è una grandissima incognita, è sottovalutata, una grandissima incognita. Addirittura sottovalutata? Sì, secondo me sottovalutata. Cioè come andrebbe considerato? È il fatto che ancora ci chiediamo cosa è meglio fare, insomma, fa sì che c'è un silenzio assordante da parte delle grandi organizzazioni, pensiamo all'ONU, insomma, non si capisce che
come mai non intervenga, non ci siano prese di posizioni sovranazionali importanti, e sembra un po' tutti ostaggi delle scelte che fanno gli Stati Uniti e Cina, perché sotto sotto, in maniera molto evidente, c'è questo antagonismo che deciderà la fine o il proseguio di questa guerra. Insomma. Certo, perché senza le armi degli Stati Uniti la guerra non continua. Senza le armi degli Stati Uniti, senza il supporto diretto o indiretto anche della Cina. E quindi siamo in mano a questi due. Sì, purtroppo si scannano. Quindi non Europa. Ha citato la Russia, quindi che in realtà c'è dentro. Purtroppo si scannano. L'Europa è sempre il mattatoio storico per eccellenza. Insomma, noi ci siamo scannati fino alla metà del secolo Novecento, continuiamo a farlo, insomma. Ho fatto una parentesi importante di 60 anni, ma siamo sempre il mattatoio del mondo, veramente, nonostante quel che fa comodo, se i due contendenti sono così belli lontani, non vengono fa comodo a loro che le cose... Esatto. È una brutta cosa, ma ecco l'impotenza di fronte a i due sentimenti, poi è una parentesi non finanziaria né economica, ma l'atteggiamento è quello anche di impotenza, insomma, tu sai che non ci puoi fare veramente nulla e tutto quello che sarà qualcosa voluto, deciso da altri. Insomma. Allora, il consiglietto finale per i nostri investitori, i piccoli risparmiatori? Non abbiate paura, perché poi il cinismo dei mercati finanziari è tutto sommato una forma anche di tutela, nel senso, questa economia digitale legge poco le notizie e legge molto i numeri. Se i numeri sembrano confortare e darci un'immagine della società e dell'economia abbastanza sana e solida. Stefano Zara, grazie come sempre per averci fatto questo quadro. Stavolta dai tinte più positive che negative, possiamo dirlo. Mi sono sbilanciata, speriamo di no. Grazie telespettatori, vi lascio buona serata. Naturalmente grazie anche al nostro ospite, al nostro interlocutore. Arrivederci.